Mister Mauro Zironelli si chiude con una sconfitta che ha davvero il sapore della beffa perché la squadra, insomma, aveva fatto il suo compito. Come analizzare questa gara? Sì, abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte, però al primo tempo abbiamo avuto netta supremazia, abbiamo fatto delle belle azioni con dei gol meritati e poi siamo andati sul 2-0, c'è stato quel rigore dato a loro che si sono un po' rinvigoriti e poi hanno fatto il secondo, poi c'erano anche un paio di situazioni che mi sono sembrate un po', però è meglio evitare di parlare di altre cose e poi nel secondo tempo siamo ripartiti bene, abbiamo fatto gol e poi c'è stata l'invenzione di Marangon e lì alla fine abbiamo perso un po' di energie, abbiamo fatto dei cambi e ci siamo fatti infilare su quell'inserimento e è venuto fuori l'autogol. Ci dispiace perché meritavamo un po' di più, però purtroppo è così, non riusciamo a vincere con una squadra che c'è sopra, di quelle in alta classifica, e quindi c'è qualcosa probabilmente che non va. Mi spiace perché abbiamo fatto una grande partita, siamo andati in vantaggio sempre e ovviamente poi la bravura di Malangon insomma, è sotto gli occhi di tutti e sta facendo un campionato a parte e probabilmente merita tutto questo perché ha fatto quell'invenzione che siamo andati sul 3-3 e poi lì abbiamo avuto l'occasione con Pego che ha fischiato un fallo, però mi spiace rammarico anche dal primo tempo dove sono state due situazioni in area loro che sono state identiche a dove hanno concesso il gol a loro, però ti ripeto, se non siamo riusciti a vincere con quelle dell'altra classifica vuol dire che un qualcosa ci manca. Mister, c'è più rammarico per non aver affondato il colpo nel primo tempo sul 2-0 o poi per quel finale? Beh, insomma, non abbiamo affondato e poi ci sono state sul 2-0 ci sono state due episodi nitidi in area su due attaccanti nostri. È chiaro che se vai sul 3-0 forse qualcosa cambia, però ti ripeto, non abbiamo perso per questo e dobbiamo essere un po' più attenti nei minuti finali. Secondo me c'è stata anche un po' di una paura che non mi spiego perché potevamo stare un po' più alti e potevamo fare meglio, però ti ripeto, non posso dire niente ragazzi perché è la terza partita, abbiamo fatto una grande partita, hanno corso e quindi vi faccio veramente i complimenti perché abbiamo lottato alla pari, se non di più, contro una squadra forte.